can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. 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 We can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. 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 Road boy bass, mash up the place. Fuck you. Eccoci al termine della partita. La partita era Special One contro National Square. Vince per 1-0 Special One, una squadra ormai lanciatissima, molto rodata, ottima squadra dobbiamo dirlo, ma grande prestazione anche per il National Square, che forse se avesse strappato un pareggio non sarebbe stato uno scandalo. No, ma Gianluigi, due parole su questa partita. Secondo me c'è stata troppa distanza tra le parti, poco gioco a centrocampo e niente, loro hanno giocato meglio secondo me, quindi... Comunque è una squadra nuova. Sì, sì. Forse era la prima volta che giocavate questi componenti insieme. Loro sono una squadra più rodata di voi e l'1-0 secondo me, per quanto possa essere una sconfitta, è un buon risultato. Sì, questo sì. Potevamo anche perdere con più reti, fortunatamente il portiere ha fatto una buona partita. Una grande partita. Ha giocato bene. Quindi. Passiamo la parola in Special One, prima Picardo, che partita è stata? Abbiamo dato il massimo, dal primo minuto fino all'ultimo. Cercheremo di fare questo tutto il torneo, perché la nostra squadra è un'ottima squadra. È vero, è un'ottima squadra. Massaro, migliore in campo. Questa è stata un'ottima partita, era la squadra più forte del girone che abbiamo incontrato finora. Secondo me, attualmente, avendole viste tutte, forse last chance sono quelli che se la giocheranno con voi per il primato. Però è chiaro che se il National Square ingrana la squadra con questi elementi, forse con qualche innesto può dare fastidio. Può dare fastidio a tutti. Poi soprattutto abbiamo visto due ottimi portieri oggi. Mamma mia, due ottimi portieri. A chi vuoi dedicare la tua prestazione? A tutti gli altri della squadra, Orlando che si è fatto male. E Gabbanelli. Complimenti Massaro, complimenti Picardo e complimenti a Chimenez.